Sembra. Faticosa però bellissima. Una bellissima camminata. L'ho già fatta, ma fatta in compagnia così è una cosa incredibile. Tu da dove vieni? San Vito al Tagliamento, Friuli Venezia Giulia. È un buon modo per convivere insieme ad altre persone, conoscere altra gente, divertirsi e far festa. Si passeggia tranquillamente e si fa nuove amicizie. Non è la prima volta che fate questa esperienza. No, io è la terza. Ne ho fatte 2 domenica pomeriggio, ma quella la sera le batte tutte. Meno caldo, ma atmosfera bellissima. Da dove vieni? Da Treviso? Rive Divine per la prima volta oppure no? Per la prima volta, nuova esperienza. Come è stata fino adesso? Molto interessante, non ero tra l'altro mai stato alle Grotte del Caglieron, quindi è stata l'occasione perfetta a quest'ora, soprattutto con questo ottimo cibo e questi ottimi vini. Le grotte sono incredibili, anche perché in questa giornata si alterna il caldo del fine giornata con il fresco delle grotte e poi c'è tutta l'atmosfera festosa. Ci hanno accolto in maniera perfetta, nonostante appunto non frequento queste zone, quindi l'ho fatto l'anno scorso, ci hanno riconosciuto tutti, non so se è un bene o un male, però mi sono sentita a casa. Perché consigliare un'esperienza come questa a Rive Divine? Anche per chi non è allenato, io non lo so, non cammino in montagna, però tra le soste, la camminata tranquilla, il mangiare, il bere e la serenità e la felicità, sinceramente. È un modo diverso di vivere il territorio, di conoscere anche i prodotti e le eccellenze di aziende di questo territorio meraviglioso. Dovete provarlo. Merita. Ormai una delle tappe storiche di Rive Divine è l'osservatorio di Piadera. Che cosa spiegherete ai partecipanti di Rive Divine quest'oggi? Noi partecipiamo volentieri a questo evento e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Abbiamo Venere e Giove in prima serata. Visto che non c'è la Luna, potremmo vedere oggetti deboli, molto molto deboli verso la fine della serata, però di solito quando facciamo queste osservazioni in diretta decidiamo sul momento che cosa guardare, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco, e i partecipanti di solito come reagiscono a quello che mostrate ovviamente col vostro telescopio? E chiedono parecchie cose, i bambini fanno domande incredibili. È capitato ancora che bambini di 5-6 anni mi chiedessero: e dov'è la macchia rossa di Giove? Come mai non ce la fa vedere? E quindi sono molto informati. Gli adulti chiedono notizie sugli oggetti, ma noi utilizziamo internet e utilizziamo la visione in diretta, che è la cosa più incredibile che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando in osservatorio. E grazie a Rive Divine l'osservatorio di Piadera viene conosciuto anche ben al di fuori dei confini vittoriesi. Sì, ci fa piacere. La nostra serata di apertura è il venerdì sera, salvo naturalmente condizioni meteo, e il telescopio, come vedete, è straordinario. Noi anche ieri sera siamo riusciti a vedere galassie distanti 50 milioni di anni luce con appena 5 secondi di esposizione fotografica. Quindi siamo veramente molto soddisfatti del nostro lavoro, però non è mai finita, c'è sempre lavoro da fare, implementazioni di ogni genere. Una splendida giornata domenica 7 giugno ad accogliere e ad accompagnare i 4 percorsi di Rive Divine 2026. Andiamo a scoprirli. Rive Divine è un viaggio all'interno del gusto, delle tipicità
enogastronomiche del Vittoriese e non solo. Avremo modo di visitare cantine, aziende agricole, imprese del settore della ristorazione, frantoi, con visita diretta all'interno delle attività. La Proloco è orgogliosa di organizzare Rive Divine accanto a 40 aziende del settore. È un evento molto importante e significativo dal punto di vista dell'impegno, però io credo che sia l'evento che più di tutti dia una identità territoriale al vittoriese. Il programma di quest'anno prevede 5 percorsi. Un percorso il sabato sera, sabato 6, nel comune di Fregona, con visita alle grotte del Calieron e soprattutto suggestiva è stata l'esperienza all'osservatorio astronomico. E la domenica 7 giugno, la visita guidata alle altre aziende attraverso 4 percorsi organizzati all'interno della meravigliosa conca del Vittoriese. Un ringraziamento sicuramente va alle aziende, agli sponsor, a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo grande evento. Ringrazio in particolare anche l'ufficio turistico, tutto il lavoro che è stato svolto. Ringrazio tutti i volontari, gli accompagnatori, e auguro a tutti di passare una buona giornata con noi a Rive Divine. A Rive Divine non poteva mancare il buon vino. Che cosa avete proposto oggi? Oggi abbiamo proposto Verduzzo Trevigiano, che è una varietà autoctona e diffusa in tutta la provincia di Treviso fino a 20-25 anni fa, che adesso si sta quasi completamente perdendo. Per me è un ricordo di infanzia e sono innamorato di questa varietà e sto facendo di tutto per riproporla nel modo più interessante possibile. E questa è un'occasione straordinaria per noi, che siamo comunque un'azienda di pianura, di venire a presentare le nostre produzioni in un luogo fantastico come questo e un evento veramente sorprendente. A Rive Divine anche l'olio è protagonista. Che cosa avete raccontato ai partecipanti? Abbiamo un po' raccontato la storia di Tapa Olearia, che è la cooperativa della Pedemontana Trevigiana, nata nel 2003, e poi abbiamo raccontato che abbiamo 500 soci con 2 frantoi, uno a Cavaso del Tomba dove ha la sede la cooperativa e uno qui a San Giacomo di Veglia, 2 frantoi analoghi che producono olio extravergine di oliva di alta qualità, e abbiamo parlato dell'olio, appunto, che è un olio eccellente, riconosciuto, gli assaggiatori lo certificano sempre senza difetti, con polifenoli alti, con tutte le caratteristiche salutistiche che ha l'olio, che non è solo un condimento ma è veramente un alimento che è in cima alla piramide alimentare della dieta mediterranea. Rive Divine 2026, un'importante iniziativa per la promozione e la valorizzazione del territorio. Sicuramente, e lo dimostrano il fatto che ormai siamo arrivati alla 12ª edizione, sempre con grande successo di partecipazione, e il fatto che aumenta sempre di più la percentuale di persone al di fuori della provincia di Treviso, ma soprattutto al di fuori della regione Veneto, che arrivano per visitare il nostro territorio, conoscerlo meglio e degustare le tante produzioni di eccellenza che ci caratterizzano. Qual è l'importanza di questo tipo di iniziative? Sicuramente conoscere meglio il territorio, apprezzarlo, approfondire tutti gli aspetti legati alle grandi produzioni di eccellenza di questo territorio, che sono tantissime, e rimarcare ancora di più il fatto che Vittorio Veneto è sia città del vino sia città dell'olio, quindi 2 identità forti che diventano particolarmente attrattive se legate a iniziative molto votate alla qualità, come è Rive Divine.
Nuova tappa di Rive Divine, ci troviamo all'azienda agricola Panegai. Che cosa avete offerto ai partecipanti? Noi abbiamo offerto una serie di antipastini, come bevande abbiamo fatto un buonissimo tè alla menta dissetante con la nostra menta piperita, e poi abbiamo offerto una torta salata alle verdure, una focaccia fatta in casa e la crostata con la confettura di albicocche. Le iniziative come Rive Divine sono importanti perché si riesce a far conoscere bene il territorio, soprattutto sia dal punto di vista enogastronomico, quindi le eccellenze che abbiamo sia come vino sia come cibi, e anche e soprattutto per far vedere il bellissimo paesaggio che abbiamo. Anche quest'anno a Rive Divine la vostra azienda che cosa ha proposto? Beh, l'azienda ha proposto naturalmente il solito DOCG, abbiamo il Brut, perché credo che l'espressione del Brut sia il prodotto che dia una buona risposta al consumatore in pratica. Come territorio è il vino secondo me molto più indicato. Ho messo un po' di vin col fondo, classico Glera, perché la tradizione bisogna non dimenticarci e portarla avanti, insomma, ecco. Da dove venite? Coltura. Pordenone. Come mai a Rive Divine? È la seconda volta e lo conoscevo già, è una bella esperienza, da consigliare e da provare. È un'esperienza particolare e bisogna valorizzare questo tipo di proposte. Bravi. Voi da dove venite? Noi veniamo dalla California, precisamente vicino a San Francisco. Quanto è bello poter godere del nostro territorio. È sempre bello, sempre, si torna sempre a casa. Consiglierebbe questo tipo di esperienza? A chiunque, perché è ben organizzata, perché si vive il paesaggio e poi quello che ci offrono, quello che ci offre la natura è fantastico. È tutto bene, bellissimo qua, bellissimo, molto, molto bello, il panorama fantastico, vino incredibile. I nostri partecipanti sono partiti dalla Ghiandaia, che è la nostra nuova struttura alberghiera, 8 camere, colazione inclusa. Sono partiti da lì, hanno percorso le nostre querce secolari e sono arrivati direttamente alla nostra cantina. Che cosa avete proposto ai partecipanti? Allora, noi oggi proponiamo un primo, una crespella con le erbette primaverili e anche un pasticcio. Queste iniziative organizzate dalla Proloco sono importantissime per noi, per conoscere il territorio, soprattutto in queste zone che a volte non sono così tanto esplorate come il centro. Ad esempio, molti arrivano qui e sono delle persone locali, vivono nei dintorni di Vittorio Veneto, ma non conoscono l'antica quercia e non conoscono le nostre colline. Quindi quando si trovano davanti questo paesaggio rimangono sempre folgorati dalla bellezza del nostro territorio. Quindi è una grande opportunità per noi questo evento, quindi grazie insomma alla Proloco. Uno degli elementi imprescindibili di Rive Divine è lo spiedo. Raccontiamo che cosa vuol dire cucinare questa prelibatezza. Beh, allora sicuramente il sacrificio. Sono ore davanti al fuoco, quindi caldo sicuramente, e niente, poi un po' di impegno, insomma, dai. Però si fa volentieri, ecco. Per quante persone state preparando lo spiedo? Qui sono circa 180 porzioni, quest'anno un po' meno, però comunque dai, diciamo che bastano e avanzano, ecco. Voi ogni anno avete questo compito di cucinare lo spiedo per tutti. Qual è la soddisfazione e qual è il riscontro che avete dai partecipanti?
Beh, allora, la soddisfazione sicuramente c'è sempre stata ogni anno, in realtà stiamo sempre migliorando perché anche l'anno scorso hanno detto che era il migliore, quindi speriamo che quest'anno sia ancora un surplus, ecco, quindi sicuramente la soddisfazione c'è, quindi il sacrificio è ripagato, quindi tanto di cappello, ecco, sì. Ciao, sono di Monza. Che cosa avete fatto fino adesso? Camminato, bevuto, assaggiato, degustato, conosciuto. Tra le varie aziende che ospitano Rive Divine non poteva mancare Bellenda, come sta andando? Ma sta andando molto bene, i due gruppi che sono già passati sono stati molto simpatici, molto carini, anche molto attenti ai nostri racconti sul territorio e ai nostri racconti sul vino ovviamente. Che cosa avete offerto ai partecipanti? Beh, allora, come primo piatto, noi siamo la tappa del primo piatto del percorso Viola, abbiamo offerto da mangiare il pasticcio di erbe e invece come vino abbiamo voluto abbinare un Miraval Extra Dry, il nostro Extra Dry morbido, suadente, un sorso di relax. Secondo me vivere il territorio camminando, vedendo, ascoltando, annusando, facendo anche fatica, sicuramente ti resta molto più impresso rispetto a una semplice visione su televisione, su internet, sul cellulare, eccetera. Io faccio vedere i grappoli dell'uva, faccio sentire i profumi dei fiori, dell'erba, sono sensazioni che ti restano molto più di qualsiasi altro racconto tu possa leggere su internet. Direttamente da Pisa a Vittorio Veneto per Rive Divine, come sta andando? Benissimo, un'esperienza che consiglierei a tutti. Ci stiamo trovando benissimo con l'organizzazione e col percorso che ci hanno consigliato. Si beve e si mangia molto bene e i posti sono incantevoli. Quindi un'esperienza da consigliare e finora qual è la cosa che vi è piaciuta di più? Beh, sicuramente abbiamo apprezzato molto i calici che ci hanno offerto, perché insomma per gli amanti comunque del vino, del prosecco, è sicuramente molto gradevole. E anche i paesaggi incontaminati, molto puliti, silenziosi, perché cerca un po' di pace, sono perfetti. C'è tanti prosecco e anche bellissime persone, anche artigiani, e quindi siamo qua direttamente dalla Corea e anche altre persone dalla Ghana in Africa, quindi noi abbiamo bevuto 3 prosecchi, anche salami, anche tantissimo. Ci troviamo al Cortivo, un bellissimo agriturismo immerso in queste colline con vigneti stupendo. Abbiamo mangiato un buonissimo spiedo fatto da loro con le patate e continuiamo il giro. Il gruppo com'è? Il gruppo è tranquillissimo, camminano bene. Bello perché è tutta gente che non è del vittoriese, quindi molto curiosa di quello che sono le nostre colline e pieni di domande. E che cosa vuol dire fare l'accompagnatore per un gruppo del genere, anche se sappiamo che non è la prima volta? Allora, sempre come fosse la prima volta. Quest'anno percorso nuovo, che non avevo mai fatto, quindi sempre bello. E è sempre un'emozione, insomma, portare nei propri territori persone, soprattutto se non sono del posto. Siamo oggi in Mescita con l'Extra Brut Rive di Carpesica per iniziare e poi con il Brut, quindi diciamo 2 tipologie di quello che è un conegliano valdobbiadene secco che si combina comunque bene con il cibo che hanno avuto oggi, quindi lo spiedo e poi l'apertura del accompagnamento. Un'iniziativa Rive Divine grazie ai volontari della Proloco che mira a promuovere il nostro territorio.
Assolutamente sì, è un'iniziativa molto importante, noi siamo partiti dal primo anno e siamo contentissimi che la Proloco stia continuando e vedo che anche ampliando l'offerta. È un'iniziativa che sicuramente aiuta moltissimo, abbiamo bisogno di queste situazioni per far conoscere il territorio che merita e che ha bisogno di essere valorizzato come si sta facendo oggi. Oggi siamo alla penultima tappa del percorso Viola in località Confin di Vittorio Veneto presso l'azienda agricola Altea e oggi a chi arriverà da noi offriamo un dolce che è lo strudel di mele accompagnato dal nostro biscotto zaetto di farina di polenta e rovetta e tutti e due accompagnati dalla nostra crema allo zabaglione dalla pasticceria Sandro di Vittorio Veneto. E per accompagnare il dolce abbiamo messo a disposizione il nostro Conegliano Valdobbiadene superiore di ACG nella versione extra dry. Allora, Roberta, cosa hai preparato oggi in abbinamento al mio vino? Abbiamo fatto una frolla di mandorle friabile con un gelato alla ciliegia, visto che siamo alla stagione delle ciliegie. E io ho proposto quest'anno il mio nuovo vino che è un mio spumante dry, Prosecco Conegliano Valdobbiadene, Prosecco superiore di OCG. È una collaborazione bellissima questa e che dire, viva le donne! Grazie! sì. E viva noi! Siamo giunti alla fine del nostro racconto di Rive Divine. Com'è andata? Un bilancio di questa edizione 2026. Una giornata e una serata di ieri sera, almeno a sentire dall'opinione dei partecipanti, fantastica. Abbiamo raggiunto i numeri dello scorso anno, abbiamo una partecipazione ormai, posso dire, internazionale, con persone che magari casualmente sono dalle nostre parti ma hanno scelto di partecipare all'evento, come i coreani, gente degli Stati Uniti, ma quello che è importante è capire che più del 60% di persone vengono dalla zona da di fuori della provincia di Treviso. Vuol dire che stiamo lavorando bene all'evento che è arrivato alla 12ª edizione e che grazie alle aziende partecipanti aumenta di qualità e pur non aumentando di granché i numeri, ma queste sono scelte che facciamo per mantenere un target e una qualità elevata, possiamo solo dire di guardare in maniera ottimistica nel futuro. Grazie. E si conclude qui il nostro reportage direttamente da Rive Divine 2026. Vi abbiamo mostrato alcune delle tappe che hanno visto come protagonisti i partecipanti. Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori per una giornata riuscita nel migliore dei modi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento a Rive Divine 2027. Cari amiche e cari amici della Tenda TV, siamo a Gemona e siamo qui per raccontarvi il raduno Triveneto degli Alpini. Tanto tuonò che piove, diceva qualcuno, e non mi sto riferendo alle gocce di pioggia di ieri sera, del sabato, ma insomma siamo stati richiesti a gran voce, noi della Tenda TV, che pensavamo di svignarcela in questa occasione, e quindi siamo qui con Larry Zago. Facciamo finta di niente, come è andata in questi giorni e soprattutto come è stato l'arrivo a Gemona? È andato tutto molto bene, un bel caldo torrido, poi ieri sera fortunatamente ha rinfrescato, che quindi oggi si riesce a fare una sfilata con un'atmosfera e con un clima molto buono. Tu come sei arrivato a Gemona? Io sono partito da Vittorio Veneto a piedi e sono venuto qui a Gemona
e lungo il cammino naturalmente si sono aggiunti altri alpini e quindi abbiamo fatto Gemona, Montereale, è doveroso fermarsi a Pinzano dove era il cantiere numero 10 dove i nostri soci di Vittorio Veneto hanno collaborato per la ricostruzione post terremoto. Un raduno appunto che ha un valore tutto particolare legato al 50° anniversario del terremoto del Friuli, quindi una valenza particolare. Si sente anche così parlando con i vari alpini che questo raduno ha un qualcosa di diverso. Assolutamente sì, quando abbiamo passato il tagliamento, quindi passati dalla provincia di Pordenone alla provincia di Udine, c'era la gente che ci applaudiva, che ci suonava, e abbiamo avuto un'ottima accoglienza, è stato uno spettacolo venire qui a piedi, veramente. Tu adesso sfilerai con appunto i cantieri che hanno collaborato alla ricostruzione del terremoto e poi ci sarà invece la sfilata normale con la sezione. Sì, oggi la sezione di Vittorio, come tante altre sezioni, fanno la doppia sfilata, quindi onoriamo i nostri oltre 170 volontari che sono andati a Pinzano a lavorare e dopodiché c'è la classica sfilata dove i nostri alpini numerosissimi oggi sono qui per rendere onore al Friuli. Grazie Larry, e l'ultima domanda è: perché senza la Tenda TV non si poteva fare questo raduno Triveneto? La domanda sorge spontanea. Allora la Tenda TV è stata richiesta a grande voce da tutte le altre emittenti televisive, da Antena 3 a Telechiara, Canale 5, Rai 1. Sì. Tutti chiedevano dove era Federico, alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portato a Gemona anche oggi e ringraziamo tanto Francesca. Grazie e buona sfilata. Abbiamo detto un raduno caratterizzato dal ricordo del terremoto del Friuli. Ovviamente siamo qui in rappresentanza appunto di chi ha lavorato nei cantieri. Allora, com'è stata questa esperienza? Ma esperienza senz'altro positiva. Il tempo non era tanto, per cui ho dato quello che ho potuto. E oggi mi hanno richiamato qui per sfilare con i lavoratori che hanno a quel tempo dato una mano grossa. E il ricordo di quella volta operare in queste terre martoriate? È stato duro anche perché quel giorno che c'ero io c'è stata un'ulteriore scossa di terremoto e l'ho sentita particolarmente forte, quindi me lo ricordo molto bene. Grazie di questa testimonianza, proseguiamo. Com'è stato lavorare nel cantiere della ricostruzione? È stato un colpo al cuore perché vedere questa ferita dove hanno fatto la naia e vedere tutto distrutto non è andata giù. In modo, nel cantiere abbiamo tirato sul morale il popolo, cioè la gente, e abbiamo noi praticato, facevamo manuali sui tetti delle case di Pinzano e Torni. Vi siete rimboccati le maniche e avete dato qualcosa a questo territorio? Sì, molto. E loro ci hanno dato molto a noi. E l'emozione traspare anche nelle vostre parole. Andiamo avanti, il ricordo. Beh, guarda, io ero molto giovane a quegli anni. Purtroppo eravamo tanti di quelli che erano assieme a noi, ormai se ne sono andati avanti. Abbiamo un ottimo ricordo di tutto quello che è successo, accoglienza eccezionale, con quel poco che avevano ci davano di tutto, guarda, perché veramente un'accoglienza, noi abbiamo fatto quello che potevano fare. E cosa avete fatto? Qual è il ricordo del lavoro di quei giorni? Ma guarda, noi eravamo a lavorare, un giorno eravamo dove c'era anche un matrimonio, avevamo fatto il tetto di una casa, il giorno dopo invece con una coppia di anziani, che poverini ci avevano dato tutto quello che avevano là in cucina, avevamo sistemato grondai, tetto, avevamo sistemato, ma un'accoglienza strepitosa. Proprio veramente uno ad oggi si ricorda come fosse quel momento là, è stata un'accoglienza da parte del popolo friulano favolosa. E a distanza di tanti anni vedere insomma che questo territorio si è ripreso al 100%, oserei dire, e l'emozione di tornare qui. Io ho fatto la naia, l'ho fatta anche qui a Venzone e mi ricordo che non c'era niente in piedi, adesso è uno dei più bei borghi. Gemona l'hanno tirata su in una maniera eccezionale, bellissima. Ieri ero su al Duomo, il Duomo
è stato rifatto in maniera splendida, quindi cosa dire di più? Un popolo favoloso dove si è rimboccato le maniche e difatti ha dimostrato, penso a tanti, no? Che se si vuole si fa. Ecco. Un buon esempio esatto di come ricostruire e ripartire dopo una tragedia. Ecco, questo guarda, esempi che oggi sarebbero anzi da far conoscere ancora di più, no? Visti i momenti che stiamo vivendo, no? Perché veramente impariamo dal popolo, dai furlani qua. Grazie e buon raduno. Sì, grazie mille a voi. E siamo qui con un altro dei vicepresidenti della sezione ANA di Vittorio Veneto, Andrea Pagotto. Allora, come sono andate queste giornate e tra pochi istanti si sfila? Sì, tra pochi istanti si sfila, si respira un'aria particolare questi giorni, bello, territorio alpino, territorio che sente la presenza degli alpini da sempre e quindi si è percepito un qualcosa di particolare in questi giorni. Sì. E poi il ricordo, l'anniversario del tragico terremoto del Friuli. Sì, ieri per esempio sono andato anche a vedere a Venzone il museo dedicato al terremoto e vederlo sicuramente crea emozioni, non oso immaginare viverlo, abbiamo qualcuno che lo ha vissuto in sezione e già ascoltare quando racconta cosa succedeva in quei momenti è da brividi. L'abbiamo sentito appunto poco fa e le emozioni sono ancora vive e penetranti. Diamo qualche numero, quanti saranno i vittoriesi in sfilata oggi? Noi abbiamo fatto delle previsioni in questi giorni e pensavamo a grandi linee sui 300, ho l'impressione che siamo qualcuno in più, proprio per testimoniare che è ancora molto molto sentita e la voglia di partecipare c'è. Buona sfilata! Grazie! Sindaca a Gemona con gli alpini della sezione di Vittorio Veneto, state per sfilare? Sì, a breve sfileremo, è sempre un'emozione grande, oggi fa caldo, però insomma siamo forti, siamo fieri di essere qua e rappresentare appunto la sezione degli alpini di Vittorio Veneto, saluto tutti i gruppi di appartenenza territoriali, è sempre un piacere esserci. È un mix ovviamente di amicizia, goliardia, ma anche momenti molto profondi, in questo caso il ricordo della tragedia del terremoto del Friuli. Beh, innanzitutto sì, quella tragedia insomma, ci ha colto tutti nel segno, nel cuore, la portiamo con noi in memoria e anche il grande contributo che gli alpini hanno dato per la ricostruzione, ma non solo gli alpini, è da esempio per tutta l'Italia e resterà sempre un momento importante nella nostra storia. E siamo qui con l'alfiere della sezione di Vittorio Veneto. Allora, è tutto pronto per la sfilata? Come sta andando? Come sono andati questi giorni? I giorni sono andati benissimo, oggi ho anche la voce a differenza di altre adunate, se vi ricordate. Fa caldo ma bene, bello, noi siamo abituati, siamo veri alpini, grazie. La particolarità di questo raduno Triveneto col ricordo del terremoto? Io purtroppo ho fatto la naia qui a Gemona e a Lagoi Pantanali nel 78 e ho visto cosa erano rimaste delle case. Purtroppo ho un ricordo bruttissimo e anche bello allo stesso tempo perché ho visto adesso la rinascita di un paese fatto come Cristo comanda. Siamo con l'assessore di Vittorio Veneto Barbara Denardi che sfilerà davanti al gonfalone dei Cavalieri di Vittorio Veneto in questa adunata di Gemona. Sì, ormai è una tradizione la presenza del gonfalone nazionale dell'associazione che gli alpini con tanto orgoglio e con tanta passione portano ogni anno sia alla Triveneta sia alla nazionale per ricordare la storia e per portare avanti i valori che ci sono stati, il ricordo di quello che è avvenuto e l'amore, come dicono giustamente gli alpini, per la pace nel ricordo della tragedia del passato perché non si riporta mai più. Con gli alpini c'è sempre un bel clima di amicizia, goliardia, ma ci sono anche delle riflessioni su tematiche importanti come il ricordo del terremoto qui a Gemona.
assolutamente è un terremoto che porta poi alla nascita della protezione civile, che segna uno dei momenti di solidarietà, uno dei tanti momenti di solidarietà che hanno caratterizzato la storia dell'Associazione Nazionale Alpini, ma che caratterizza anche le altre associazioni d'Arma, e che continua un filo indelebile e che non si rompe mai tra il passato, il presente e il futuro. A Genova ci siete mancati, voi in particolar modo, ma soprattutto i vostri cari muli. A Gemona si recupera. A Gemona si recupera, sì. No, a Genova c'eravamo, ma purtroppo c'eravamo noi e basta. I muli purtroppo non sono venuti per le vicende che ormai tutti sappiamo che nessuno vuole più rivangare, perché acqua passata non macina più. Però qui ci dovevamo rifare, allora siamo qui con tutta la squadra, tutti i conducenti, tutti quanti e soprattutto tutti i muli. Abbiamo tutta la scuderia completa, sono tutti e 6, per cui stavolta si vuol fare bella figura. Quindi il glorioso reparto Salmerie della città di Vittorio Veneto, della sezione di Vittorio Veneto, quest'oggi sfilerà in pompa magna. Certo, ci siamo davvero tutti, per cui stavolta siamo qua per fare il nostro dovere, quello che è giusto che facciamo, perché la gente ci aspetta. Ieri abbiamo fatto una passeggiata per Gemona, bellissimo, perché la gente viene là, ti applaude, hanno piacere vederci, quindi è bello esserci. Sarebbe stato bello anche a Genova, perché a Genova alla fine della sfilata veramente si vedeva che mancavano, però purtroppo lì non è stato possibile, ma qui siamo in terra alpina, qui non ci ferma nessuno. Qui non vi ferma nessuno. Allora andiamo proprio qui, insomma siamo in un posto pericoloso, quindi vieni anche. Allora presentiamo ai nostri telespettatori i veri protagonisti. I veri protagonisti, allora si parte da qua che abbiamo la Viola che è un pochettino agitata adesso, ma insomma abitualmente è una mula sempre tranquilla, adesso un po' a forza di aspettare cominciano un po' a stancarsi anche loro. Poi chi abbiamo? Poi di qua abbiamo Tamburino, anche se è su un'altra insegna, comunque lui è Tamburino. Questo qui è uno degli ultimi arrivati, anche questo, ne abbiamo tre nuovi, perché ne avevamo abitualmente 4, poi purtroppo la Mila è morta, è venuta a mancare, è andata avanti come diciamo noi, anche lei, e ne abbiamo altri 3, per cui abbiamo una squadra da 6 in questo momento. E poi andiamo qui dietro chi abbiamo? Oltre a Tony De Luca, che poi andremo a sentire. Tony De Luca sicuramente abbiamo, però qui abbiamo la Fanny in particolare, lei è la più giovane, ultima arrivata anche lei, e una mula di 5-6 anni, adesso non mi ricordo esattamente, è una mula giovane, ma si fa, è bello, prima cosa che fa seria, prima adunata che fa, anche per lei è un debutto. Quindi debutto nelle adunate. E poi andiamo di qua, chiedo a Francesca di seguirci. Qui chi abbiamo? Questo qui è Giuseppe. Giuseppe è arrivato insieme a Fanny, anche lui è il debutto, lui invece è un mulo un po' più vecchio, lui ha qui... No, ne avrà 12, credo abbia 12 anni, adesso non vorrei dimenticarmi esattamente le date, però considerate che per un mulo 12 anni sono un'età matura attorno ai 30-35 anni, ecco, quello si può fare stare. E concludiamo con? Beh, qui c'è la storia, qui c'è il biondo, Uto, lui si chiama Uto, in realtà è un mulo che si chiamerebbe Vulcan perché arriva dalla Francia, però tutti lo chiamano il biondo perché ha la criniera bionda, per cui per tutti è il biondo. In realtà manca la Marna, che è da qualche parte perché sta andando in giro, eccola che è laggiù, è lì al sole, e la Marna è la decana, lei è la decana perché la Marna ha 25 anni e tu considera l'equivalente di un 75enne, ma in fiore. Molto bene, allora io vi auguro una buona sfilata, intanto ci spostiamo qui perché sappiamo che insomma non diamo fastidio agli animali, ecco, e ovviamente il ringraziamento immagino che vada anche a chi accudisce i muli giorno dopo giorno nel corso di tutto l'anno. Ma il ringraziamento va a tutta la squadra, i conducenti, chi li segue giorno per giorno,
chi mette in ordine la stalla, chi organizza le cose, chi segue i finimenti, chi va in cerca dei mezzi, perché è diventato un problema anche questo, che è stato poi quello che ci ha fermato a Genova alla fine, perché avevamo rinunciato a tutto quanto e non si è più potuto riprendere. Però insomma dai, tutti danno una mano. E approfitto, faccio anche qui un appello, come ho fatto in questi giorni. Se c'è qualcuno che ha piacere, che ama gli animali, ama quelle che sono le cose alpine, le tradizioni alpine, qui da noi si sta bene, è bello, è un lavoro, ma è un lavoro impegnativo, che però diverte, e per cui chi vuole, noi siamo qua, vi accogliamo a braccia aperte, date un colpo di telefono alla sezione di Vittorio e poi vi indirizzeranno loro.